Una mattina, nella città di Udine, al posto dell'angelo del castello che indicava senza smentire mai il senso del vento, era cresciuto un grattacielo, come New York. Il tempo si fermò. Durante tutto il suo viaggio il vento aveva smesso di soffiare e non si vide mai una goccia di pioggia sul campanile. Allora incomincia l'attesa del ritorno dell'angelo al suo posto e nella sua funzione. Il più curioso di loro riuscì a salire sul campanile. Scoprì lo scheletro dell'angelo, immenso, tutto di ferro e di rame, rovinato. Nel laboratorio di maestro Domenico, incaricato del restauro, il suo corpo in pezzi. Per 2 giorni la testa fu esposta nel Duomo. Quasi 7.000 visitatori sono venuti a salutarlo. I tecnici passano giornate nell'alto ad avvitare, riparare, intrecciandosi nella carcassa dell'angelo. L'angelo sarà d'oro come prima, come nel 1777, ma a memoria di Udinese nessuno l'ha mai visto così. L'angelo ha ritrovato la bellezza del suo corpo in totalità, nel suo splendore. Adesso può fermarsi sul campanile del castello, continuare a proteggere i friulani e indicare la direzione del vento.